Amici da casa, un bel momento qui a Cantiamo Napoli e non è un momento musicale, ma fa parte di coloro che propongono, che offrono il proprio sacrificio in cambio di musica, perché loro sono dei trasmettitori di musica, di emozioni, di saluti, insomma sono coloro i quali ci fanno compagnia lì di nascosto. E parlo di Radio Orion. Le Stelle di Napoli, non dimentichiamo. Le Stelle di Napoli. Una grande realtà che sta crescendo qui nella nostra regione, che la sta portando avanti in un modo bellissimo, grande professionalità, grande serietà e grande passione. Grazie, dobbiamo sempre migliorarci e migliorare per tutti per questo fatto qua, perché dobbiamo finire a crescere ancora in molte cose. Sicuramente, io sono condonato da tutti i componenti di Radio Orion, la maggior parte sì, a cui io passo il microfono, così loro magari si possono anche presentare. Allora, Rosy D'Angio, buonasera a tutti. Sì. Io sono Jenny Radio Orion, quindi sono l'ultimo arrivato, però mi fa piacere essere a Radio Orion, Le Stelle di Napoli. Io sono Martina. Ecco, poi... io sono Federica, salve. Io sono Orazio, ogni tanto entro nello spazio di radio, entro nello spazio della radio e faccio delle cose, a volte piacciono, a volte non piacciono, comunque sono un po' il direttore commerciale, ecco. Io sono Anna Biricchin e conduco il programma insieme a Jenny, il Crazy Love. Sì, buonasera, io sono Stefania Iannone, anch'io conduco un programma su Radio Orion. Radio Orion, vi ricordo, è una radio di Angri che potete ascoltare sui 101.5 in FM oppure in streaming sul sito www.radioorion.net. E il signore che ha parlato all'inizio è il nostro editore, a cui facciamo noi un ringraziamento particolare per darci la possibilità di fare non questo lavoro, di esprimere questa passione che abbiamo tutti quanti noi. Quindi grazie al signor Pasquale Tedesco. Dopo, vabbè, la 50 euro me la dai dopo. Passo di nuovo il microfono a Lello Fioretti, grazie. Grazie soprattutto a Cantiamo Napoli, che ogni sera potete ascoltare la versione radiofonica di questa trasmissione che dà spazio a tante voci nuove del panorama musicale napoletano e non. E poi abbiamo qui, ti rubo, il nostro Fefe, eccolo qua. Scusi, ma chi è? Scusi, ma lei chi è? Tu sei Fefe? Sì. Allora, lui è il grande Fefe. Grande, dai, sono Fefe di Radio Orion, ti ringrazio per questo invito che ci hai fatto. Tu lo sai, perché io ci tenevo, insomma, insieme a Pasquale, ci tenevo a tenervi tutti quanti qua in questa puntata particolare per fare gli auguri di Natale. Doppia L, posso dire una cosa? Dico in diretta, chissà, ogni tanto il sabato mattina, chissà non sempre, avremo, scusi ma lei chi è? Proprio un programma così con L Fioretti e Fefe. E da questo ti mando anche i saluti da parte di tutto lo staff del Bunga Bunga. Un bacio. Dove sei invitato tu e tutto lo staff di Cantiamo Napoli per Capodanno, se vi fa piacere. Che bello, se non lavoriamo sicuramente saremo con voi. Allora io volevo parlare un attimo con il presidente, con Pasquale Tedesco. Pasquale, quanti sacrifici comporta oggi avere una radio, ma soprattutto tenerla nelle condizioni in cui l'hai creata tu e ci tieni tu? Comporta molto sacrificio, perché comunque i tempi sono un po' duri per quanto riguarda la pubblicità, un po' per il mondo artistico in generale, però noi diciamo che di questi tempi veramente, per quello che noi stiamo proponendo e quello che stiamo facendo e che dovremo ancora fare, sinceramente noi ci possiamo proprio lamentare. Ecco, ricordiamo le frequenze di Radio Orion. 101,5, 102, 150 da Angri verso Nocera, dai. Ok, allora abbiamo detto tutto, voi seguiteci televisivamente, ascoltateci radiofonicamente, tra tutte le radio che fanno parte di Cantiamo Napoli ci sono soprattutto loro, Radio Orion 2000, le Stelle di Napoli, che in connubio con Cantiamo Napoli vi diciamo Cantiamo Napoli!